Fuori dal carcere sono usciti entrambi dall'istituto penitenziario di Venezia i due kosovari accusati della presunta gara clandestina tra auto che ha provocato l'incidente nel quale ha perso la vita giovedì notte il 53enne Giuliano Babbo di Eraclea. Stamane l'udienza di convalida. I due kosovari sono comparsi davanti al giudice che non ha convalidato l'arresto per il più giovane dei due, Kayaz Kukikwi, 21 anni, alla guida dell'auto protagonista dello schianto, disponendone gli arresti domiciliari. L'altro giovane, Edmond Balai, 26 anni, è stato liberato, accolta la tesi della difesa dei due cugini. Si fondava sulla circostanza che questa asserita gara automobilistica non fosse assolutamente dimostrata, questo neanche sulla scorta delle prime testimonianze assunte. Non è al momento dimostrata l'ipotesi della gara clandestina e quindi il giudice ha disposto i domiciliari per il 21enne, non dimostrabile ad ora nemmeno il concorso nell'omicidio stradale del 26enne alla guida della seconda vettura. A nostro parere si era data troppa valorizzazione a questa asserita gara automobilistica che invece il giudice nel suo provvedimento ha ritenuto non essere al momento sufficientemente dimostrata. Formulata per il 26enne l'ipotesi di favoreggiamento. Con un'ipotesi di favoreggiamento non c'è misura cautelare, ecco perché è stato scarcerato per un'applicazione corretta delle nostre norme. Una decisione, quella del giudice, prevedibile, ha commentato con amarezza il legale della famiglia Babbo, Franco Zorzetto, a nome di una mamma e di un papà che fin dal primo momento non hanno chiesto vendetta ma solo giustizia per l'assurda morte del proprio figlio.